Il tempo passa e le risposte non arrivano. Nel mirino del governatore del Veneto Luca Zaia c'è il governo che non è ancora intervenuto sui limiti per i FAS. Restiamo ancora tutt'oggi a quest'ora l'unica regione d'Italia che ha fissato i limiti per i FAS. Se qualcuno mi spiega la ragione per cui il governo ancora non fissa i limiti, magari qualcuno riuscirà a capire questo motivo. Proprio questa settimana la Regione si è detta disponibile ad un tavolo con i comitati e a tal proposito ha chiesto chiarimenti a Roma. In primis sugli attesi 80 milioni di euro annunciati dal governo per realizzare i cosiddetti acquedotti zero PFAS che permettono di eliminare definitivamente il problema contaminazione. Vuol dire che in Veneto tu l'acqua con i FAS non la puoi bere perché ci sono i limiti, da altre parti per l'Italia sì perché non ci sono i limiti. C'è poi la questione plasmaferesi. Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità hanno puntato il dito contro la misura adottata dal Veneto, che prima di Natale ha deciso di interromperla e anche su questo punto la palla è passata a Roma, con Venezia costretta a chiedere chiarimenti tecnici e indicazioni per eventuali terapie alternative.